Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati in diretta con Ore 13. Anche questa giornata avremo l'orario appunto di pranzo dalle 13 alle 14 per stare in vostra compagnia, per sicuramente sentire la vostra voce, ma soprattutto per sentire che cosa ci hanno da raccontare quelli che sono gli ospiti di questa puntata. Nel titolo ho giocato sul titolo di un libro, il libro era La solitudine di Numeri Primi e io appunto ho messo La solitudine dei sindaci primi, perché insieme appunto ai tre ospiti di oggi volevo affrontare quella che è la figura del rappresentante amministrativo più vicino ai cittadini, appunto il sindaco, una categoria che insomma anche in questa ultima tornata elettorale ha visto un calo delle vocazioni, potremmo dire, addirittura in alcuni comuni c'è stato un unico candidato e abbiamo due categorie di sindaci presenti, due emergenti e invece un veterano, e quindi insieme così facciamo una chiacchierata proprio sulle persone, perché prima di tutto il sindaco è una persona che ha una sua realtà e una sua identità che si mette al servizio dei cittadini. Allora, innanzitutto Federica Ortolan, neosindaco di Carbonera. Buongiorno Federica. Buongiorno a tutti. Daniele Pavan, neosindaco di Meolo, in provincia di Venezia. E Riccardo Szumski è veterano sindaco di Santa Lucia di Piave. Un saluto a tutti. Allora, grazie di aver aderito all'invito e io direi di partire con i nuovi e quindi con queste sensazioni. Innanzitutto, penso che quanto è passato? Nemmeno un mese, no? Nemmeno un mese. Vi sentite soli? No. No, abbiamo una buona squadra, almeno nel mio caso, mi sento in buona compagnia, ecco. Con i miei compagni di viaggio, la giunta che ho nominato in primis e anche poi tutto il consiglio che mi dà una mano. Ecco. Insomma, quindi il senso di solitudine non c'è, non è... Deve ancora presentarsi secondo me, nonostante la squadra abbia caratteristiche elevate, quindi di competenze e di disponibilità, però comunque 5 anni sono lunghi e sicuramente mi aspetto nel tempo degli alti e bassi, come in ogni organizzazione poi accade. E il sindaco, per quanto poco, si trova in alcune occasioni, si troverà a dover prendere delle scelte, non dico da solo, ma in molti pochi, ecco, questo sì. Lei si è mai sentito, allora lei ha fatto, diceva prima, 2 mandati da vice e ora 2 mandati di nuovo da sindaco. Sì. In questi quindi sono quasi 30 anni. Non posso, sì, alla fine avrò 28 anni, insomma, avrò battuto il ventennio. No, non mi sono mai sentito solo perché, se vogliamo, perché i cittadini non mi hanno mai fatto sentire solo, questo è un dato. Le squadre che ho avuto non mi hanno mai fatto sentire solo, il problema fondamentale è che alla fine la responsabilità sta in capo, e nessuno si spaventi perché è una cosa su cui farete spalle, sta in capo al sindaco e stride con la situazione in cui per decenni hanno tagliato risorse ai comuni, gli obblighi. Ogni volta che vedevo in TV uno che diceva guarda, adesso semplifichiamo, mi toccavo, scusate, perché il risultato era opposto e quindi complicava la situazione e la gestione, e noi siamo in trincea, io lo dico sempre, siamo in trincea perché il cittadino ci trova sempre, dobbiamo dare le risposte principali che tengono una comunità, se lo ricordino tutti, se sta in piedi un paese perché ci sono questi sindaci che hanno voglia di fare, si impegnano oltre il loro lavoro con delle responsabilità incredibili, non sto parlando di indennità che non può fregare di meno, ma la responsabilità che sta in capo a un sindaco alla fine, se qualcuno si va a vedere, non so quanti l'hanno dal punto di vista complessivo. Sono assolutamente grandissime responsabilità, poi andiamo magari anche nel dettaglio, perché è giusto che i cittadini si rendano conto di quello che pesa sulle spalle di una figura come la vostra. Voi nella vita che cosa fate? Io sono commercialista, adesso ho anche una bambina, quindi diciamo che la libera professione per il momento verrà messa da parte, però l'intenzione comunque è sempre di tenere alto comunque il mio livello di preparazione, quindi cercherò comunque di aggiornarmi. Questo fondamentalmente, libera professionista. Tu sei la sindaca donna più giovane della provincia o del Veneto addirittura? Forse sì, insomma, non sono andata a fare ricerche, però forse sì, ecco. Daniele? Io sono ingegnere elettrotecnico, sono amministratore di un'azienda qui nel Trevigiano e oltre a questo sono anche marito e padre di 2 bambini
anche questo è un impegno non indifferente, quindi diciamo la vita è già bella densa di suo, nonostante ciò l'amore per il proprio territorio e anche lo spirito di volontariato, che se ne dica, mi spinge a fare anche questo, mi ha spinto a fare questo passo, e ogni giorno che passa mi rendo conto che è sempre più confermata la volontà, avendo anche a supporto una famiglia, perché questo è molto importante, che l'idea sia condivisa a partire proprio dagli affetti, dalle persone più vicine, perché ahimè sono quelle che in qualche modo sono pesantemente coinvolte in questa esperienza di almeno 5 anni, speriamo anche qualcosa di più. Riccardo, sappiamo tu essere medico, no? Sì, sì, medico, cosiddetto di famiglia. Puoi dare un consiglio a questi due neosindaci su come riuscire, perché effettivamente forse non ci si rende conto, ma voi immaginate tutti voi, tutti noi che non abbiamo mai avuto un'esperienza di questo tipo, di incastrare nell'attività quotidiana, lavorativa, familiare, magari uno ha anche un mezzo hobby nella vita, di incastrare la gestione di un comune, dove si è i massimi rappresentanti, i primi rappresentanti nei confronti della cittadinanza e soprattutto anche coloro che devono portare avanti questo senso di comunità. Che consigli puoi dare? Io partivo avvantaggiato facendo il medico di famiglia, sto in paese tutto il giorno, cioè, a parte confrontarsi, quindi, però bisogna riuscire non è facile, perché io ho anche una bambina di 7 mesi e mezzo adesso, mi rendo conto che sono un po' più cosciente di quando ho avuto gli altri che ero molto più giovane, qualcosa togli alla famiglia, qualcosa puoi togliere al mestiere, ti comporta un impegno, perché se sei, come vedo anche i colleghi, i neocolleghi, sono cosciente che devi rimanere sul pezzo, perché non è la politica il tuo modo di vivere, ma è il tuo impegno, il tuo hobby di questo momento, il tuo dare qualcosa alla tua comunità, della tua professionalità, delle tue capacità, vuol dire raddoppiare. Però se poi si riesce a fare questo, la gente apprezza che tu dai questo impegno, fai il tuo lavoro, stai con i figli, sei presente. Se posso dare un consiglio, rimanete, ma non ve lo do perché lo sapete meglio di me, poi siete anche più giovani, quindi più aggiornati, state in mezzo alla gente, perché così sarete tutt'uno, e allora, benché le responsabilità siano solo sulle spalle dei sindaci, se avete la gente con voi non sarete mai soli, per citare l'inno del Liverpool. You'll never walk alone. Allora Federica, una cosa che chiedo a voi che siete appunto neoeletti, innanzitutto com'è stata innanzitutto la volontà di candidarsi? Cioè da dove vi è arrivato, se è una vocazione, se è un'aspirazione, cioè, perché vi siete messi a disposizione e avete affrontato una campagna elettorale che comunque sono momenti intensi, difficili, complicati? La mia storia comincia 5 anni fa, quando mi ero candidata con una squadra e ho trascorso 5 anni in consiglio comunale un po' occupandomi di quelle che sono le problematiche, facendo un po' da collante tra quelle che erano la popolazione e l'amministrazione comunale, e da lì diciamo si è sviluppata una sorta di dedizione per il territorio, per le problematiche dei cittadini. E quindi diciamo che con comunque la squadra vedeva la mia persona comunque come quella più adatta, e io mi sono presa a cuore, diciamo, la causa e mi sono candidata io in prima persona, proprio perché come si diceva prima, la politica è la più alta forma di carità se fatta onestamente, perché fondamentalmente è carità, perché comunque dai tutto te stesso, sicuramente il compenso, comunque il ritorno economico che hai non è sicuramente commisurato alla responsabilità, al tempo che ci dedichi, alle energie, alle arrabbiature che a volte dovrai patire, quindi sicuramente viene dal cuore, viene dall'amore del territorio, viene un po' dalla voglia di risolvere delle problematiche che vedi da tanti anni irrisolte, quindi viene dal cuore, diciamo, è venuta dal cuore la mia candidatura. Ecco. Per te Daniele? Sì, sicuramente diciamo, la mia è una storia particolarmente, oserei dire anche un po' strana, nel senso che la mia candidatura poi è stata l'arrivo di un turbinio di incontri, di approfondimenti che è avvenuto nel giro degli ultimi 4 mesi prima delle elezioni.
Io seguivo la politica sempre a margine, senza finora un ruolo, diciamo così, all'interno del Consiglio, e ho avuto la fortuna di trovare un gruppo che sulla mia figura ha riposto molta fiducia, ed è stato l'inizio di questa lunga storia, perché effettivamente mi ha dato diciamo, consapevolezza anche delle capacità e della situazione in cui io mi trovavo, perché la volontà di fare qualcosa per il proprio paese nasce sicuramente proprio dall'amore e dalla voglia di concretizzare qualcosa. Allo stesso tempo si è creato un momento della fase della mia vita che me lo permetteva dal punto di vista, diciamo così, anche lavorativo, con una certa flessibilità nell'organizzarci, piuttosto che anche dalla famiglia, dove i bambini sono grandicelli, 5-8 anni, però insomma non sono proprio all'inizio, e quindi ho visto il momento buono per iniziare la mia avventura in questo ambito che mi interessava da diverso tempo, ecco. E allora è nata tutta la nostra campagna elettorale vincente e con grandi soddisfazioni, e questo mi inorgoglisce particolarmente. Riccardo, invece per te questa continuità, perché per loro c'è stata questa spinta che abbiamo sentito da dove è venuta, e la spinta per te della continuità da dove viene? Beh, allora, io ho giocato a calcio in gioventù e sono stato il capitano della squadra per tanti anni, e quindi ho cominciato lì a avere spirito di squadra e insomma, lottare per il mio paese. Poi ho avuto la fortuna, laureandomi, di poter scegliere lavorare in ospedale, poi ho scelto di uscire e fare il medico a casa mia, quindi a offrire quello che avevo imparato e le mie capacità a disposizione dei miei cittadini. E quella volta che ho iniziato ho detto, ma insomma, è inutile che io critichi gli altri se non mi metto in prima persona, se le cose non vanno, provo io a cambiarle. Ecco, non abbiamo più smesso, tra virgolette, avendo dei sogni, ecco, come credo abbiano loro, cioè sogni di cambiare. Infatti ho sentito dire prima da Federica le cose che non vanno bene, e ho iniziato con dei sogni. Il mio era la fiera di Santa Lucia, lì c'era una filanda, era il primo punto del mio primo programma, la filanda che andava a pezzi, e se vinco io la compro, la trasformo nel centro fieristico. Beh, ci sono voluti un po' di anni, per questo magari mi hanno rieletto, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato un sito industriale che sarebbe scomparso, che comunque esprime la storia del nostro territorio, e da lì sono nate tantissime altre cose, anche ultime scelte un po' anche a controcorrente spesso. Ovviamente questo ha portato anche a una maturazione di capire come i comuni sono, soprattutto quelli virtuosi, tra virgolette, vengono maltrattati. Certo, più bravo sei a fare le cose, più ti trattano male rispetto ad altre realtà dove siamo più, dal punto di vista dei conti e della realizzazione dei servizi per i cittadini, ne parlavamo prima, siamo leggermente diversi. Credo che questo non sia giusto, e alla fine la caparbietà mi è rimasta da quella. Io sono ancora qua. 10 anni fa me ne ero andato all'ultimo anno del Consiglio Comunale, perché ho detto adesso basta. Però poi, sentendo dire attorno al rinnovo che la gente insomma mi voleva ancora, ho detto vediamo. E siamo qui, adesso abbiamo fatto questi ultimi 2 giri e dopo andremo in pensione. Io mi faccio un giro invece verso la regia, perché appunto ci chiede la linea per darci qualche consiglio. Rieccoci in onda allora con questi 3 sindaci che ci stanno raccontando la loro esperienza sia amministrativa ma anche umana, perché ripeto è bello sentire e sapere chi sta ricoprendo questo ruolo, con quale spirito lo fa e quali sono anche le motivazioni con cui si mette in gioco quotidianamente nei confronti dei suoi cittadini. Federica, abbiamo capito cosa ti ha spinto, no? a intraprendere questa avventura. Dal tuo punto di vista invece che cosa hai scatenato nei cittadini per portarti alla vittoria della campagna elettorale? Fondamentalmente penso che il consenso derivasse da un programma buono e dalla speranza di un cambiamento che a Carbonera era sentito. Ci voleva un cambiamento di passo, se non altro per
vedere le cose, a volte quando amministri da tanti anni non ti rendi conto di come è forse la realtà, di come si possono sistemare determinate problematiche in maniera anche molto forse semplice, con idee nuove. Quindi penso che i cittadini volessero proprio verificare se fosse possibile il miglioramento della situazione attraverso un cambiamento di candidato, di sindaco. Ecco. Penso di aver scatenato questo nei cittadini. Sostanzialmente tu hai rappresentato appunto questa voglia di qualcosa di diverso, di nuovo, Carbonera. Sì, sì. Per te, Daniele? Ma direi il volto nuovo nel panorama politico meolese che non si era mai visto. Questo sicuramente ha dato una differenziazione direi determinante nella valutazione poi alla fine delle persone che sono andate a votare. Ovviamente questo a seguito di un programma, noi l'abbiamo sempre definito semplice e chiaro, con nessun tipo di particolari opere irrealizzabili, ma ormai anche i cittadini stessi hanno capito che alcune promesse non possono essere mantenute, quindi noi nella semplicità e nella trasparenza poi abbiamo dato questo messaggio, l'abbiamo fatto passare molto bene ed è stato colto dalla cittadinanza. Quindi direi che queste due siano le principali ragioni che hanno dato modo a Meolo di cambiare la Giunta. Senti Riccardo, ma sentire questi due neosindaci che alla fine stanno rappresentando il cambiamento in situazioni che erano forse cristallizzate, no? Sì. Però sentirle te che da 6 mandati sostanzialmente che è anche vero che i cittadini poi la buona amministrazione la premiano. Ma io riassumo, cioè noi abbiamo fatto sempre dei programmi molto chiari e li abbiamo realizzati al 90%, perché poi c'è sempre un po' di sogno in aggiunta, ma non abbiamo mai scritto faremo cose che non servono e irraggiungibili, perché siamo gente pragmatica, da buona sinistra piave per quanto mi riguarda. E quindi, però, chiaramente poi ti devi anche nel tempo conquistare la fiducia. Alla fine si vede che chi ha sfidato non è stato abbastanza capace di essere nuovo, tra virgolette, o di essere credibile. Credo che magari quello che hanno detto, che magari se fai un programma in cui non c'entri le esigenze della comunità, perché devi anche capire che non è che puoi arrivare e dire voglio fare una roba perché serve a me. Se invece sono le esigenze che riguardano, cioè tu quando fai un programma cerchi di vedere se ci sono delle esigenze che hai rilevato, perché hai i tuoi sensori del territorio, non è solo il tuo modo di pensare. Io nel tempo mi sono molto rinnovato come squadra, io ho una squadra giovanissima, cioè io già dall'altro mandato ho un vice sindaco che ha 30 anni, ho assessori di 25, 24, avevano 19, sono cresciuti, sono fatti un po' di esperienza, saranno loro a proporsi per il futuro, facendo un po' di gavetta, insomma. Per quanto riguarda poi le capacità di capire come vanno le cose, rapportarsi, devo dire anche che ho avuto una squadra di dipendenti che, a parte un paio che ho fatto fuori, si sono adeguati a un modo diverso o meno. Cioè la tocca piano, Sciuschi. Allora, pronto? Vediamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Antonio Varcave. Buongiorno Antonio, come sta? Tutto bene? Beh, insomma, dai. Orgoglio Veneto è quasi finito, però siamo qua. Io saluto con tanto soddisfazione e solidarietà i neoeletti e anche l'anziano di Santa Lucia. Grazie per che ho avuto modo anche di conoscere anche lui. I due nuovi invece non li ho conosciuti, però le voglio dare un grande bocca al lupo, perché la mia presenza in questi limiti di politica, essendo sempre stato all'esterno, partirei dai tempi di Marini e Rocchetta, ecco. E dopo vorrei dire, specialmente al gentisesso, la dottoressa di Carbonera, che io ho visto nascere la De Longhi a zero, che ho sempre girato là in quella zona, e adesso rammaricamente vorrei pregarla se può intervenire, in quanto là vicino prima non volevano neanche lasciar fare la fabbrica al De Longhi, adesso dall'altra parte della strada hanno fatto
un mostro che fa gli odori, che fa morire la gente, pur di dar spazio a qualche persona. Non voglio far nomi e non voglio dire niente per non ingannare e non preoccupare la gente, però e le strade, perché anche specialmente quando Antonio, si fa mi perdoni, ok, no, è che se no mi monopolizza la trasmissione, riesci a chiudere? Va bene, dottor Paladini, va bene. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, grazie, buongiorno. Allora, ringraziamo Antonio, tra l'altro il nostro fedele telespettatore, continua a seguirci, insomma, in bocca al lupo ve l'ha fatto. Federica, te ha anche già cacciato qualche... Sì, ma quella è una lunga storia che mi ha riguardato fin dall'inizio. Sì, è un'opera imprenditoriale che ha le sue conseguenze, però è stata fatta nella legalità e quindi... Sì, allora andiamo anche a tranquillizzare i cittadini, perché sì, se Antonio ha usato termini pesanti. Esatto, diciamo che non c'è pericolo di morte, ecco, è un impianto a biogas alimentato con parte a letame, parte con insilato, produce del gas che è derivante da una fermentazione che è naturale, quindi sostanzialmente non c'è un pericolo di morte. Non è nocivo. Ecco. Non è nocivo, ovviamente diciamo ci sono comunque delle dispersioni in parte anche di ammoniaca, però vabbè, diciamo che il pericolo che ha paventato il signore forse è esagerato, ecco. Ciò nonostante è un impianto da monitorare per quanto riguarda gli odori, perché possono comunque essere effettuati degli accorgimenti per cercare di limitarli. Ovviamente non profumerà di rose, perché questo lo sappiamo. L'impianto però c'è, potevano farlo, adesso possiamo solo monitorarlo, ecco, quello sì. Vabbè, insomma, comunque mi sembri, insomma, sul pezzo si conosce già il problema. Sì, è un problema noto, è un problema ecco, noto. diciamo. No, nel senso che a naso lo sentivano il problema. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Daria di Sernaglio della Battaglia. Io volevo sentire il parere dei sindaci presenti in trasmissione sul caso che ho letto ieri sui giornali, del problema che si presenta al comune di Vidor di classi delle scuole elementari e medie tagliate da 2 a 1, quindi portando i ragazzi a un numero da 16 a 31, con tutte le conseguenze inerenti. Volevo capire cosa ne pensavano i sindaci. Grazie. Allora, provo anche a allargare un attimo la visione a favore dei telespettatori. Ovviamente con il calo delle nascite ci sono meno bambini che vanno a scuola e le scuole erano strutturate per un tot di alunni e gli alunni stanno diminuendo. Questo penso che sia uno dei più grandi, in questo momento ci sono 2 grandi partite, questa e dall'altra parte il problema degli anziani, perché stiamo avendo il doppio lato della medaglia. È un tema grosso, perché vuol dire fondere delle classi, quindi passare da microclassi a macroclassi, se non addirittura alla chiusura e quindi spostamento di scuole. È una bella patata bollente. Sì, Daniele. assolutamente. Diciamo che è una situazione, per quanto riguarda il nostro comune, da tenere monitorata innanzitutto, perché Scusa, intanto cosa può fare un sindaco da questo punto di vista? Perché partiamo sulle responsabilità. Già provato l'anno scorso. Può incentivare alle nascite fino a lì, comunque, diciamo, no? Perché non è sicuramente il contributo al neonato che possa dire a una famiglia faccio un figlio, assolutamente. Quindi sicuramente le politiche, diciamo così, della famiglia e il coinvolgimento delle famiglie all'attività del paese sono diciamo, una leva interessante, ma sicuramente la sfida è ben più ampia e i mezzi sono limitati per un'amministrazione comunale. Dicevo però che anche le classi potenzialmente possono arrivare fino a 28 alunni con un insegnante solo. Certificazioni. E poi abbiamo anche problematiche legate a disturbi comportamentali degli alunni che rendono ancora più difficile l'attività scolastica. Non da ultimo l'integrazione anche di altre persone con i loro figli che
hanno tempi diversi di apprendimento, anche culture dettati diverse, dalle culture, e lingue anche madri diverse. quindi diventa sempre più complessa la gestione della classe. Questo è il punto di partenza. Se aggiungiamo Detto poi... che voi non potete intervenire sulla scuola, cioè, Esatto. mi correggete se sbaglio, cosa potete fare per la scuola? Beh, oddio, per esempio, allora, almeno nelle frazioni di Carbonera succede a volte questo, magari manca il servizio di tempo integrato e quindi magari il genitore preferisce portare, ha delle esigenze lavorative di un certo tipo, preferisce portare il ragazzo da un'altra parte, quindi bisogna lavorare anche con l'istituto comprensivo per cercare di fornire questo tipo di servizio. Oppure magari possono esserci altri servizi, altre problematiche che magari sono da vedere confrontandoci con i cittadini, che possono essere risolti, che possono far sì che gli abitanti di quella frazione non portino i ragazzi altrove, perché da noi per esempio capita, soprattutto per noi per esempio la frazione di Vascon si sta spopolando, la scuola si sta spopolando perché i genitori preferiscono portare i ragazzi a Varago piuttosto che a Villorba o da altre parti, proprio perché manca o il servizio di trasporto o altri servizi a livello scolastico che rendono poco appetibile la struttura. Ecco. Ciò nonostante, se non ci sono bambini perché c'è un calo di nascite e le classi sono in un numero insufficiente, non saremo noi dell'amministrazione a chiudere la scuola, ma sarà il provveditorato che non darà più la disponibilità per gli insegnanti. Ecco. Al volo, che poi sentiamo un'altra telefonata, Riccardo. Non puoi fare niente perché c'è sono l'assegnazione a monte degli insegnanti che fa il Ministero, cioè che viene assegnata al Veneto, e poi c'è una distribuzione in base alle iscrizioni. Ci sono poi le fluttuazioni. Da questo punto di vista tutta la partita sull'autonomia e quindi sull'istruzione può aiutare o no? Se inizia autonomia vuol dire che tu hai i soldi e le risorse per fare, il resto sono fuffa. Quindi se non ti danno quella e ti attribuiscono le competenze, allora, attribuire le competenze senza le risorse è una pazzia. Finché decidono a livello ministeriale, e questi decidono sulla base di teoremi che sono da un lato i tagli e dall'altro non so cosa, perché secondo me qualche visita di schizofrenia bisognerebbe farla, tu non puoi fare molto, tu puoi cercare di fare una campagna per quanto riguarda le frazioni, ma che si iscrivano. Però se uno ha la nonna e ha delle opportunità, cioè con le esigenze familiari, o gli diamo la possibilità di avere asili nido a prezzi accessibili, e che non è così semplice farlo. Cioè, c'è il servizio, perché si parla di denatalità, ma se non dai i servizi, far figli non è proprio così semplice. A livello di questo si può fare solamente ciò che ha già detto bene la collega, ma sul livello ministeriale l'anno scorso mi sono scontrato con questo problema, mi sono preso a insolenze col provveditore, però fanno loro quello che vogliono, tu puoi fare tutte le manifestazioni che vuoi, quello che hanno deciso l'hanno deciso. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Paola di Padova. Buongiorno Paola, mi scusi ma stavamo finendo il ragionamento, avevo bisogno di sentire i sindaci, li abbiamo fatta un po' attendere, prego. No, mi sembra giusto, l'unico peccato è che bisogna tenere il volume a zero perché finché si aspetta non si può ascoltare, però ne vale la pena, dai, grazie comunque. Allora, complimenti ai nuovi sindaci, ma io faccio ancora più complimenti a chi è da tanto tempo il sindaco di Santa Lucia di Piave, anche se abitando a Padova. Non ho questa fortuna di avere un sindaco così, però ecco, io auguro a tutti i cittadini, per come io lo sento questa persona, di avere un sindaco come lui, anzi, siccome vabbè che forse gli voglio male, lo vedrei anche un posto un po' più di comando, un po' più ampio, magari in regione, in modo che possa esercitare le sue doti, insomma, un po' per tutti. Troppo buona. Per quanto riguarda la scuola, ricordo che io non ho più 20 anni, come si sentirà, però la nostra generazione aveva tutte classi di 30-31 alunni. E mi sembra che non eravamo poi così un disastro, sicuramente un scalinetto meglio di adesso, sia come scuole, come mentalità e come società, mi sembra che era buono, soprattutto come rapporto alunni-insegnanti non era così disastroso. Ultima cosa, chiedo al sindaco di Santa Lucia di Piave, scusi che se lo chiamo così, ma ho paura di sbagliare a pronunciare il suo cognome, non mi sembra carino pronunciarlo non corretto. Da medico, che ne pensa della scelta, della libertà di scelta terapeutica e dell'obbligo vaccinale? Vi saluto, vi ringrazio molto, buongiorno. Grazie a lei, poi arriverà comunque un mazzo di fiori da parte di Riccardo per ringraziarla degli apprezzamenti. Piccola pausa e poi assolutamente introdotto un tema di quelli proprio leggeri. Grazie.
ero giovane io, quando ero piccolo. Ci siamo lasciati su una telespettatrice che ringraziamo ancora per la telefonata, ha posto una bella domanda pesantuzza a Riccardo Szumski. Come la pensa sull'obbligatorietà o meno dei vaccini per i bambini? Insomma, io, premesso che faccio il medico, premesso che ho 40 anni di esperienza, che nella vita, nelle questioni sono niente, però ho 40 anni in cui l'obbligo vaccinale è stato esteso. Io, tutti questi drammi, io sono per vaccinare i miei figli, quelli che hanno oltre 30 anni li ho vaccinati, di tutto, sono stato tra quelli che facevano le vaccinazioni facoltative, da buon pediatra, che non erano meno obbligatorie allora negli anni 80 di quelle attuali, e adesso la mia piccolina viene vaccinata. Ci sono, come tutte le cose, delle piccole complicazioni che vanno da persona a persona. Io grandi disastri non ne ho visti e credo che i vantaggi siano superiori ai possibili svantaggi, ma come anche prendere un'aspirina, insomma, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, è una questione di curve gaussiane e di statistiche. Ma cose clamorose ho visto invece nella mia carriera, quello che succede per non aver vaccinato, perché adesso uno dice il morbillo, cosa vuoi che sia, perché non lo vedete? Io che ho fatto i miei esordi da pediatra con un reparto di pediatria che è il triplo di quello che è adesso, dov'è? Perché gli hanno ridotti i posti ed era sempre pieno per tossi clamorose che erano devastanti. Io, facendo giovane medico, facevo guardia una notte sì e quell'altra anche, quindi io poi rispetto le idee di tutti, però credo che ci sia la necessità di dare un indirizzo generale. Poi è chiaro che, lo dico anche, ormai il fatto che uno non sia vaccinato è lui che rischia. Sentite, tra l'altro adesso mi sta introducendo anche un aspetto della politica che sta cambiando, no? Sempre di più l'amministratore si trova di fronte a dover fare anche delle scelte che una volta, cioè, non erano scelte che avevano un contraddittorio, no? Cioè, si facevano delle scelte, era così, e siccome l'amministratore era stato destinato a ricoprire quel ruolo decisionale, si andava avanti così, no? Adesso si mette un po' tutto in discussione. Con i social sei morto. Ma dal vostro punto di vista, non è forse che dovete ascoltare un po' meno, perché poi si scopre che magari certe posizioni sono di entità molto limitate in termini numerici, perché la democrazia rimane il fatto che deve rappresentare la maggioranza, perché non si riuscirà mai a mettere tutti d'accordo. Non è facile. Non è facile, soprattutto con l'avvento dei social, tutti sono liberi di dire qualsiasi cosa e magari fanno emergere, perché lo dicono sui social, un problema che in realtà, come ha detto prima, è molto circoscritto. Quindi ci si trova a volte, e capiterà sicuramente, di scontentare qualcuno, perché si deve avere un po' la visione d'insieme della problematica e quindi non si può ascoltare tutti e non si potrà accontentare tutti. Voi siete però pronti comunque a questo aspetto che, cioè, sì, avrete qualcuno che vi urla sull'orecchio, però insomma... Sicuramente, una volta magari c'era il parroco, il sindaco e il comandante dei carabinieri, queste tre figure in paese. Ora, e anche all'ostetrica, a Comare. La levatrice. Ora queste figure istituzionali sono mutate anche dal punto di vista dell'autorevolezza che viene data a queste figure e allo stesso tempo il bombardamento di informazioni da tutti quanti i fronti di vario tipo non aiuta certamente a fare un'informazione chiara delle cose. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla e da dove? Sono Mignagola. Mi chiamo Annalisa. Niente, prima di tutto faccio i complimenti alla neo sindaco. Sono contenta perché finalmente con una donna speriamo che venga cambiato qualcosa, a prescindere Però volevo chiedere questo. La conosco, so il suo valore e tutto. La sindaco diceva che sarebbe monitorato il discorso del biogas. È vero, non si muore dall'odore, però io vi auguro, ieri sera a casa mia alle 8:30 era indescrivibile, perché dopo la pioggerellina abbiamo aperto le finestre che passasse aria fresca, abbiamo dovuto chiudere in gran carriera dal puzzo che era dentro la mia casa. Stamattina la stessa cosa, dalle 8 poco più e fino meno 20 all'1. Va, torna, cioè noi non possiamo avvertire nessuno perché
se chiami i vigili o chiami l'ARPA, questi arrivano e il puzzo non c'è più. Vanno via, dopo 10 minuti il puzzo c'è. Io non sono una che si lamenta. Per far capire che il puzzo che sento io, dico regolarmente, per una settimana prendete un contenitore, buttateci di tutto e di più, umano, non umano, animale, via discorrendo, e poi chiudete, fate macerare e il bel giorno che la vostra moglie ha fatto le pulizie, apritelo dentro casa. Vorrei capire, adesso che ha detto che farà monitorare, come possiamo muoverci noi cittadini. Allora, mi sembra che, mi scusi se la interrompo, la domanda e la questione è molto chiara, tra l'altro prima insomma, la Ortolana accennava di conoscere il problema, la ringraziamo per il contributo. Federica, sì, allora, concretamente, a parte, a prescindere che insomma sei sindaco da meno di un mese. Sì, no, ma è una problematica e anche la realtà della signora la conosco, quindi, e mi dispiace per lei perché questi impianti sono stati autorizzati, è stato costruito nella legalità di una norma che però non rispetta i cittadini, nel senso che il biogas può essere costruito a una distanza di 100 metri dalle case e 200 dai centri abitati. 200 metri sono niente. Okay. Contro la puzza è una lotta continua perché la puzza non la puoi monitorare. Puoi solo farti un attimo una calendarizzazione di quelli che sono gli episodi e andare a parlare con questi signori e cercare una soluzione. Questa è l'unica cosa che si può fare. Perché è possibile fare dei rilevamenti sull'aria per capire se la puzza... Sì, si può fare, però non sono rilevamenti nocivi che quindi possono dar corso a determinate sanzioni. Sono solo accorgimenti per cercare che quella cosa puzzi meno possibile, che sia che la puzza venga convogliata comunque all'interno della struttura e non esca all'esterno. Quello è l'unico, diciamo, l'unico accorgimento. Purtroppo è una situazione che non doveva essere permessa fin dall'inizio, però con la normativa vigente era impossibile da impedire. Ecco. Là c'è, la struttura si potrà solamente cercare di mediare con quella che è la proprietà. Ecco, avete già avuto incontri e ve li avete chiesti? Per il momento personalmente no, ma e anche spero che comunque da parte loro ci sia sempre la volontà comunque di migliorare. Io mi auguro che anche loro stessi si facciano costantemente un esame di coscienza, visto che comunque le loro abitazioni sono anche vicine, ecco, che cerchino anche loro sempre di migliorare quello che è il sistema. Se la cosa dovesse invece peggiorare drasticamente o dovessero venire fuori altre problematiche che vanno a incidere sulla salute, allora lì si incide in maniera diversa, si fanno dei rilievi di altro tipo e si agisce di conseguenza. Hai suggerimenti, Riccardo? Purtroppo io capisco la signora perché è la qualità della vita, cioè rispetto a chi abita vicino a questi impianti, ma è praticamente impossibile che il vento poi non ti porti a casa e le distanze, come ha detto bene la collega, sono quelle previste dalla normativa. E l'odore non è considerato il legislatore un disturbo, ma se arriva a casa tua e le ha un disturbo sì che ti rende la vita impossibile. Chiaramente l'unica cosa che posso suggerire è, ma vedo che ha già capito bene, vigilare se nelle emissioni si superano quelli che sono i parametri di legge. Per il resto cercare di far capire alla società che ci sono dei sistemi di abbattimento, anche se temo, per la mia esperienza, perché io ne ho uno in un comune vicino e arriva nella mia località quando l'aria tira e quindi è un odore insopportabile. Temo che sia non risolvibile tecnicamente, ecco, voglio dire, tecnicamente. Daniele, e tu in questo primo mese hai avuto delle patate bollenti tipo questa o per ora diciamo che ti hanno lasciato tranquillo? Anche nel nostro territorio c'è un caso più circoscritto dove appunto l'odore arriva da un territorio comunale che non è il nostro, attraversa una strada di confine e arriva nel territorio nostro e alcune persone si stanno lamentando giustamente perché si sente e il problema è complesso, non è semplice proprio dal punto di vista normativo. Poi insomma in questi 20 giorni se ne sono viste già alcune, diciamo, di malumori, malesseri, come è giusto che sia, che vengono molto spesso vengono fatti proprio al confine questi tipi di impianti o di strutture, anche
quello che risiede sul nostro territorio è al confine con San Biagio, quindi sicuramente, e l'aria tira, la predominanza dei venti tira verso San Biagio. Quindi però San Biagio di per sé non ha alcun strumento, tra virgolette, di controllo. Potremmo montare dei mega ventilatori e buttare l'aria sì, dall'altra così parte. Comunque ecco, cercheremo di farci portavoce comunque anche di quelle che sono eventualmente istanze che non arrivano prettamente dal nostro territorio. Ecco. Piccola pausa e poi ultima parte di ore 13. Torg. Perché non vi pensiamo? Eccoci, ben ritrovati, ultima parte di ore 13 di oggi con questi tre sindaci che ci stanno raccontando sia come sono dal punto di vista privato ma soprattutto di come stanno affrontando il loro incarico. Prima è stato fatto accenno durante una pausa a un argomento che in provincia di Treviso in particolare insomma, è stato, anzi è tuttora molto sui media, no? Che è la partita a Ascopiave, perché ci sono i comuni che sono soci, adesso c'è Ascotrade che sembra abbia fatto una fusione, è stata comprata da Era e è una partita importante perché sostanzialmente queste sono realtà che rappresentano il territorio, alla fine danno comunque un guadagno anche ai comuni e qui mi sembra che ci siano delle scelte diverse rispetto appunto al tenere o no le azioni di Ascopiave. Santa Lucia mi sembra che voi le avete vendute. Io ho no? già venduto tutto, realizzo opere, perché ovviamente come sono ridotti i sindaci, i mutui non si possono fare, le risorse proprie sono quelle che sono, e abbiamo fatto delle scelte che ci permettono di fare opere che stiamo facendo. Questa è una scelta, poi c'è un'altra scelta, perché all'inizio il ragionamento che avevo portato avanti era ma diamo un po' di più risorse senza tenere il 60% di un SPA che tanto la controlliamo lo stesso col 49%, cioè voglio dire, sono metodi oggigiorno. Mi è stato risposto no, che se no si perdeva il controllo pubblico. Oggi realizzo che Ascotrade fa Coera, c'è una società strapiena di debiti, ovviamente la borsa premia chi ha debiti, ma speriamo bene strada facendo, perché se uno va a guardare l'asset complessivo è chiaro che però è più grosso, era di Ascopiave. Certo. Nell'accordo io non ho mai visto che il pesce più piccolo mangia quello più grande e siccome sono due territori diversi, magari se qualcuno che tempo fa mi ha detto dove ti devi pensare al territorio, non so se questa sarà una politica per il territorio o una politica industriale. Auguriamoci per il bene, perché poi tutti sappiamo quanto paghiamo come cittadini di gas, se uno va a vedere la sommatoria si rende conto che è facile fare borsa così. Siete coinvolti in questa partita? Certamente, la nostra partecipazione è già stata convertita da Asco Holding ad Ascopiave SPA, quindi la portata, e a giorni il nostro deposito titoli terrà a bordo un controvalore di circa 1,5 milioni di euro come azioni di nostra disponibilità e di liquidità immediata in funzione della valorizzazione di mercato, che dal mio punto di vista sicuramente questa fusione, per quanto riguarda il mero valore dell'azione, dà anche un valore aggiunto a chi ora si trova a dover liquidare, perché comunque questa fusione ha dato un impatto positivo nella borsa. Dal punto di vista territoriale sono perfettamente d'accordo col collega di Santa Lucia, perché effettivamente il nostro territorio ha una perdita importante su un asset non indifferente, soprattutto quello dell'energia, che è un asset strategico. Ascopiave terrà le reti, ma non dimentichiamo che la parte commerciale, la futura Est Energy allargata con tutte queste varie fusioni, sottenderà a circa 1 milione di utenze, le quali a loro volta sono utenze in qualche modo governate da Era, perché è il socio di maggioranza, e questo effettivamente dal mio punto di vista è una perdita per il Veneto, non un guadagno. Federica? Allora, Carbonera, almeno la nostra amministrazione ha ereditato la scelta della precedente amministrazione che è stata quella di cedere una parte di azioni, di liquidarle e una parte convertirle in Ascopiave. Ecco, che dire, noi ci scontriamo, sì, abbiamo della liquidità che sicuramente è impiegabile, adesso c'è un po'
la diatriba sul valore di quelle quote, che sarà un po' da discutere, ecco. E poi nel limbo, diciamo, di questa liquidazione, di questa trasformazione di azioni, ci sono in ballo i dividendi che erano stati previsti, che invece non sono arrivati, si spera arriveranno, ma il fatto che probabilmente non arriveranno comporteranno una variazione importante a livello di bilancio, di spesa corrente, che dovremo colmare in altro modo. 200.000 euro di spesa corrente sono tantissimi per un comune, sono tantissimi, e quindi sì, troveremo il modo per sistemare contabilmente, però non è uno scherzo, ecco. Quindi questa operazione, diciamo, ha comportato una serie di problematiche operative poi. Non da poco. Sentite, allora abbiamo veramente pochi minuti prima della chiusura. Se vi chiedo la sfida più grande di quest'annata, cioè da qui al 2019, alla fine del 2019, o poniamo flessione così, l'obiettivo che vorreste assolutamente raggiungere? L'obiettivo da raggiungere è che riuscissi a sbloccare dalla sovrintendenza un parere su una pista ciclabile che mi costa, di cui ho 1 milione di euro fermo da 2 anni per l'opposizione di una proprietà per 70 metri di fosso vincolato, 70 metri, dopo l'Italia può funzionare, 70 metri su 1 chilometro, sono soldi che si aspetti, e quindi il progetto pronto, fatto, spera che ci dicano, vogliono che facciamo 70 metri in oro, glieli faremo in oro, ma ditecelo, no, perché non si può tenere un'amministrazione così, e con la sovrintendenza tu non puoi fare niente. Amielo, Daniele? Dal mio punto di vista si deve partire nell'organizzazione prima di tutto, organizzazione del lavoro. Io ho una squadra che su questo è molto allineata con me, col mio pragmatismo da ingegnere, diciamo pure, e quindi il punto numero 1 è mettere a sistema un'organizzazione che funziona. Da lì in poi ci sarà il trampolino per fare tutta una serie di attività nei prossimi anni futuri. Carbonera? Condivido con il collega, organizzazione in primis, e il nostro primo scoglio è quello della sistemazione del personale. Dobbiamo un po' sistemare, perché solamente col personale poi vai a lavorare, se non hai il personale sufficiente, soprattutto per quanto riguarda le posizioni organizzative, vai male. Ecco, e poi partiremo un po' alla volta a sistemare tutte quelle che sono le problematiche che sono irrisolte da anni. Ecco. Bene, signori, io vi ringrazio, mai come in questo caso un bel in bocca al lupo con un buon lavoro annesso e connesso, è stato un piacere avervi qui con noi, e soprattutto ovviamente è stato un piacere avere i nostri telespettatori da casa che ci hanno seguito e tra l'altro ci hanno anche chiamato. Ciao a tutti, grazie.